Mi raccomando, iscriviti sul mio canale YouTube Sardegna World oltre la cima. La campanella vedo che ce l'hai già, quindi basta che ti iscrivi e che lasci un like. Ciao! Sardegna World aggiunge una nuova mascotte alla nostra carissima mucca Carolina. Segui anche tu Sardegna World oltre la cima. Saluta tu. Ok, proseguiamo. Andiamo alla prossima tappa. Che mare, guardate qua sotto. Qua potete già ammirare, da qua potete già ammirare la roccia della spiaggia delle Vacche, la roccia del Gallo. Ok, proseguiamo. Guardate che piscina naturale che c'è qua. Lo so che lo dico sempre, ma la parola che si addice di più a questi posti è spettacolare. Guardate il vento sull'acqua come gli crea quell'effetto pazzesco, pazzesco veramente. Poi con il SUP potete arrivare ovunque. Vi ho lasciato giù in descrizione il link di quello che sto usando io, mi trovo veramente bene. È un 10.0, si può andare anche comodamente in 2 persone, uno seduto e l'altro pagaglia in piedi. Sto entrando in tutte queste piccole calette per farvi vedere lo spettacolo che c'è. Guardate qua l'acqua. Sono delle vere e proprie piscine, ma piscine veramente. Veramente un mare cristallino con Sua Maestà dietro, Tavolara. Ok, procediamo. Adesso troveremo di nuovo un po' di vento. Poi ci stiamo avvicinando alla prima parte dei Sassi Piatti. Penso che non c'è bisogno di chiedere come mai si chiamano così. Guardate la forma. Sembrano proprio modellate dal vento, allisciate. È veramente molto particolare. Poi con questo mare che c'è qua sotto, è spettacolare veramente. Cioè guardate qua, ditemi che non è un angolo di paradiso questo. Fantastico. Guardate qui, non c'è bisogno di dire niente. Guardate qua, guardate la roccia spaccata una sopra l'altra. Guardate che spettacolo.
in più tutta la vegetazione che c'è cresciuta intorno, il mare è cristallino sotto, veramente qualcosa di... non trovo più i termini, uso sempre gli stessi, ma sono quelli che rendono più l'idea di tutto. Ok, guardate qua, nonostante siamo in controluce, stiamo arrivando alla spiaggia delle Vacche, una delle spiagge più conosciute del nord della Sardegna, piccolissima, però un vero incanto. Il fondale è qualcosa di unico. Com'è andata? Bella la traversata, vero? Ne vale veramente la pena, sono dei posti unici, veramente da Calagirgolu fino ai Sassi Piatti, è veramente un posto incredibile, veramente spettacolare. Ok, il video di oggi finisce qua, noi vi ringraziamo di averlo visto come sempre. Prossima settimana ve la facciamo vedere in ogni suo minimo dettaglio. Ciao a tutti da Sardegna World. Ciao!